Non posso non essere onesta intellettualmente e riconoscere che effettivamente delle criticità comunque ci sono. Sicuramente si è partiti in ritardo, sicuramente non si era forse preparati a tanta richiesta e forse è mancata all'inizio una programmazione di base, per cui si è andato rimodulando il programma, quindi riassegnando i finanziamenti sulla base delle richieste, e questo ha portato appunto ad indirizzarsi soprattutto verso i tirocini. Però quello che ho voluto segnalare io è che, superata questa prima fase, che peraltro ha registrato difficoltà anche in altri territori, mi riferisco a territori europei, non soltanto in Italia, però ecco, quello che adesso è importante è puntare soprattutto sull'autoimpiego e sull'autoimprenditorialità, quindi spostare e appostare le risorse anche sulle altre misure, in modo da poter spaziare e da poter offrire ai giovani siciliani un'opportunità concreta di inserimento nel mondo del lavoro o di avvio in autonomia di attività lavorative.